in quarta posizione, che precede, eccola, vediamo arrivare Arianna Mondin degli Industriali Conegliano, e alle spalle di Mondin con 131 Stefania Disconzi dell'Atletica Insieme New Food Verona. Conclude anche Silvia Serafini degli Industriali Conegliano davanti a Licia Dall'Agnola e Ilaria Benetti, entrambe del New Food Insieme Verona, società organizzatrice di questa splendida manifestazione. Intanto salutiamo anche Sonia Lopez. Bene, premiazione della gara allievi. Portino ai piedi del palco, sulla sinistra del palco c'è la scaletta per salire. Prima classificata con 11.04 Atletica Mogliano, Master Beatrice. Premia l'assessore allo sport del comune di Pescantina, Giovanni Scandiuzzi. Seconda classificata 11.11, sempre Atletica Mogliano, Serena Eva. Terza classificata 11.13, Vis Avano, dalla Montà Laura. Quarta classificata 11.34, Atletica Dolomiti Belluno, Gasparetto Sara. Gasparetto Sara, non la vediamo. Qualcuno della società che viene a ritirare, grazie. La quarta no. Quinta classificata 11.38, sempre Dolomiti Belluno, Bortoli Elisa, e neanche questa non c'è. Anche la quinta, sì. Sesta classificata 11.44, Audace Noale, Colbertado Elisabetta. Settima 11.46, Dolomiti Carlan Irene. Nona classificata, passaggio dei ciclisti. Grandi del percorso con Scienzo, l'insieme New Food Verona con un gruppone composto da Isacco Piuvelli, Marco Ridolfi e Simone Ruini, Antonello Zoccatelli, William Mascanzoni e Marco Mengalli. È forse il gruppo più numeroso. D'altra parte Atletica Feltre con Davide Dalla Palma, Venezia Runners Atletica la Quantin Belluno con Andrea Viel, con Matteo Friso, Paolo Rigon, Damiano Sonato e Giacomo Parisotto, la Salcus con Giro Amadio e Massimo Amadio. Mentre stanno preparando le fasi della partenza, chiamiamo ai piedi del palco le prime 10 classificate junior femminili. Beninca Gaia, Agosti Sara, Tessaro Gloria, Zaetta Chiara, Meneghini Natascia, Staldiviere Veronica, De Toni Teresa, Bonaventura Eleonora, Franceschet Teresa e Bonaldi Lorenza. Si preparino poi anche senior promesse femminili, Cordo, Smiderle, Morosin, Mele, Casson, Zantedeschi, Marongiu, Pantoni, Camali, Tison, Zanon e basta. E intanto sono pronti sulla linea di partenza i concorrenti della
gara di cross corto. Ed ecco lo sparo, partita la gara, un giro piccolo e 2 giri grandi. Ceccarelli delle Fiamme Oro Padova subito si porta davanti, ma c'è anche Antonio Garavello e Luca Solone. Garavello, Ceccarelli, Solone, Zanatta nell'ordine, William Mascanzoni, atleta di casa. Antonio Garavello ha già preso un margine di una quindicina di metri nei confronti degli immediati inseguitori. C'è Paolo Zanatta insieme a Tufik Bazar ad inseguire, poi Dario Ceccarelli. Sotto la spalla per andare ad iniziare il primo dei 2 giri grandi. Invito ancora una volta a portarsi vicino al podio Benicca Gaia, Agosti Sara, Tessaro Gloria, Zaita Chiara, Meneghini Natascia, Saliviere Veronica, De Toni Teresa, Bonaventura Eleonora, Franceschette Teresa, Bonaggi Lorenza. Si portino vicino al palco, appena arrivata questa serie di corsa effettueremo la premiazione. Ok, intanto stanno ritornando sul percorso, sulla zona d'arrivo i concorrenti, sempre guidati da Antonio Garavello. Alle spalle di Garavello vediamo Paolo Zanatta e poi il portacolore della Biotecna Marcon, Tufik Bazar, poi Luca Solone, Said Budalia e Ceccarelli, Dario Ceccarelli, poi Michele Fantasia, Gianluca Baratto e William Mascantoni. Ora si è formato un terzetto al comando della gara con Antonio Garavello insieme a Paolo Zanatta e Tufik Bazar, rispettivamente Assindustria Fiamme Oro e Biotecna Marcon. Poi ad inseguire si è portato Luca Solone dell'Audace Noale, seguito da Said Budalia della Biotecna e Dario Ceccarelli delle Fiamme Oro. Si sta riportando avanti anche Gabriele Fantasia con Gianluca Baratto e alle sue spalle William Mascantoni, New Food Verona. Poi vediamo Omar Zampis dell'Assindustria Padova. Alle spalle di Zampis Mauro Amadio della Biotecna Marcon. E poi Davide Dalla Palma dell'Ana Atletica Feltre. Il gruppo di testa intanto sta impegnandosi sul primo dei 2 giri grandi, sempre guidato da Antonio Garavello, seguito da Paolo Zanatta e Tufik Bazar. Vai sotto che questo qui qua davanti.